Nei prossimi 10 anni si prevede il pensionamento di 150.000 medici, una vera fuga che potrebbe creare serie difficoltà al già precario sistema sanitario italiano. La stima riportata dal giornale .net è dell'agenzia Agenas, secondo la quale più di un terzo dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ha superato i 55 anni. La più colpita sarebbe la categoria degli infermieri. Per quanto riguarda i medici, comunque, la situazione potrebbe essere meno preoccupante, grazie all'aumento dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e nelle scuole di specializzazione. Sempre secondo l'agenzia Agenas, il blocco prolungato delle assunzioni ha interrotto il ricambio generazionale, aggravando le carenze in particolare per gli infermieri. Per tamponare l'emergenza, il governo sta valutando di inserire nella prossima manovra un piano straordinario di assunzioni riservato proprio agli infermieri. Critica è anche la situazione che riguarda i medici di famiglia, il cui numero è inferiore a quello di Francia e Germania. Intanto continua la fuga dei medici dai pronto soccorso.